ha 77 anni, giusto? E viene da Castelvetrano. Anche lei è in cerca dell'anima gemella. Buonasera. Buonasera. Allora, signora Angela, lei è in cerca dell'uomo ideale. Sì. A che genere di uomo siamo interessati? Mi interessa un'anima gemella che sia rispettosa, che mi vuole bene, che mi porta le piatti. Io ho la macchina, quando vogliamo andare a spostare Lei è autosufficiente, guida, guida, esatto. Sì signora. lavora a casa, naturalmente. Tutto faccio in casa. Tutto. Dall'A alla Z. Tutto. Sa cucinare, Tutto, tutto. È separata, giusto? No, sono libera. Libera, cioè non è stata mai sposata? No. E signorina, Sì. complimenti. Prego. Come mai non ha mai deciso di sposarsi prima? Perché non ha trovato mai l'anima Perché gemella? non ho trovato un uomo giusto. Un uomo giusto. E come mai ci sta pensando ora, dopo tantissimo tempo? Sì, perché sono stata 33 anni con un uomo. Sì. Siccome non andavamo tanto d'accordo, allora io ci ha preso 5 figli Sì, e basta. Ora è morto e cerco un'anima gemella. ho capito. Però lei si può sposare? Certo. Perché risulta signorina, Certo. giusto? Risulta celibe, non Certo, certo. Sì, esatto. Allora, signora Angela, ci parli praticamente dei suoi hobby, come passa il tempo nella giornata? Mi passa il tempo nella giornata a fare il lavoro in casa, poi Sì. dopo che faccio il lavoro esco, me ne vado al bar, mi prendo il gelato e mi passa il tempo. Con la macchina giro attorno al paese e poi me ne vado in casa. Le piace praticamente godersi la vita, andare nei bei Esatto, posti, sì signora. andare al mare, Sì andare signora. ai ristoranti. Sì signora. Perfetto. Signora Angela, ci parli un po' di lei, che tipo di carattere ha, che tipo di persona è lei, che tipo di donna? Ci parli dei suoi pregi e dei suoi difetti. Io sono buona con del pane, però non devo essere presa in giro. Esatto. Se sono presa in giro poi divento brutta. Le piace praticamente la sincerità. Ecco, sì signora. Esatto. La cosa che le piace di più di un uomo, che cos'è? Mi piace il rispetto. Il rispetto. Il rispetto. Perché un uomo si comporti bene, deve trattare bene, Ecco. deve essere dolce con lei. Sì signora. È romantica? Sapere capire Esatto. È romantica lei? un poco. Le piacciono le parole d'amore, le coccole? Sì. Cucciolotta, Tutto, amore tutto mio, vita tutto mia, mi piace, tutto mi piace. pulcina mia. E tutto mi piace. Tutto. Vabbè, tutto. Esatto. Vabbè, ascolti, che cosa che le piace fare nella vita? Cioè il suo desiderio nel cassetto, il suo desiderio più grande? Il mio desiderio più grande è per esempio andare fuori paese, divertirci e tante cose. Con l'anima gemella, naturalmente. Certo. Sola dove deve Cioè, andare. sola, non vado da nessuna parte, Attualmente lei sta da sola. perché non ne ha abitudine me. Esatto. Cioè, ha 10 anni che sono sola. Esatto. E si è stancata di stare da sola. E Ecco. mi sembra giusto. Già, Nonostante esatto. l'età, però li porta bene, complimenti. L'abbiamo vista anche ballare, lei è una ballerina stupenda. Insomma, Se la cava. mi arrangio. Perfetto. C'ha gli occhi azzurri, Gli occhi azzurri, i capelli i capelli castani castani. Quanto è alta? e 1,50 m 1,50 m. Quanto pesa? e 64 kg, Quindi è in perfetta forma. Sì, signor. Facilmente trasportabile. giusto? Perfetto. Va bene, amici. L'anima gemella mi vuole prendere in braccio, mi può prendere perché non Certo, sono perché è pesante. leggerina. Ecco. L'importante è questo. Ecco. Allora, a che genere, cioè parliamo dell'età di quest'uomo. Noi siamo indirizzati a un uomo che abbia di età quanto? Partiamo da una base minima per andare a finire a un massimo. Che so, io ce ne ho 77, lui ne può avere anche 76, non ha importanza. Quindi arrotondiamo 75? 75. Facciamo dai 75 arrivare fino a che età? Arrivare Anche 90? Fino a 80 anni, 90 anni, che ci sono. Anche L'interessante 90. è che è dolce. Esatto. E li porti bene naturalmente perché Ecco, giustamente. certo, non deve essere un vecchio ripudiuto, Esatto, che deve sta essere- bene. Esatto, la cosa Giusto? importante, certo. E poi in perfetta forma, perché lei ancora si può dire che è molto verde, le piace la vita, Ecco. è diciamo una donna ancora fresca dentro, Sì, signore, giusto? Quindi giusto. ha bisogno di un uomo anch'esso fresco, Sì, insomma, signore. per continuare a frescarvi tutte e due. Certo, ci mancherebbe altro. Esatto. Allora che facciamo? Niente. Certo. Per cui, amici telespettatori che state guardando la signora Angela, che ha 77 anni e viene da Castelvetrano, se volete contattare la signora Angela personalmente non potete fare altro che chiamare al suo numero telefonico che state vedendo in impressione. La signora Angela è qua e sta aspettando le vostre telefonate. Ma attenzione, noi ci stiamo rivolgendo a uomini che partono dai 75 anni e arrivino massimo ai 90, anche se qualcosina in più non ha importanza. Però la cosa importante è che siano che si attivi, muovere. belli attivi, si sappiano muovere soprattutto e
insomma che siano uomini che amino la vita come... Perché cose musce ne voglio. Esatto, no? Anche perché le cose Voglio mosce- cose belle e allegre. Esatto. Per cui, ripeto, per tutti quelli di voi che la vogliono contattare non possono fare altro che chiamarla al numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. La signora Angela è qui, è molto calda dentro e sta aspettando le vostre telefonate. Sì. Allora, signora Angela, in questo momento ci sono quei telespettatori dai 75 ai 90 anni che la stanno guardando e stanno decidendo se comporre il numero telefonico per parlare con lei. Certo. Lei vuole dare un messaggio particolare guardando la telecamera come se stesse parlando con loro, diretto a loro, lo dica. E che ci devo dire? Vabbè. Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Allora, cercate di telefonarmi, sono una ragazza per bene, una ragazza che vi voglio bene e vi rispetto. Perfetto, era un bellissimo messaggio. Giusto? Complimenti. Grazie. Amici telespettatori, ripeto, la signora Angela è qui, è molto calda dentro, attenzione, abbiamo bisogno di uomini vivi, per cui se c'è qualcuno fra di voi dai 75 ai 90 anni che sia abbastanza vivo e fermo, perché ci vuole una cosa ferma per la Certo. signora Angela, telefoni al numero che state vedendo in sovraimpressione Sì, signore. e la signora Angela vi risponderà e sicuramente spunterà qualcosa. Ci dico gioia mia, amore mio, Esatto, ti voglio bene con tutto ciò che non ti conosco. perfetto, perfetto. Amici telespettatori, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Vi saluto. la signora Angela. Buone cose. Ciao ciao. Ciao ciao. Oh yeah!